Le case d'autore rappresentano una realtà profondamente legata al proprio territorio, poiché ne raccontano la storia, il paesaggio e la cultura del proprio tempo. Essendo generalmente musei di piccole dimensioni, sono spesso poco valorizzate, sia per mancanza di risorse, sia soprattutto per mancanza di modelli di governance adeguati. Obiettivo della ricerca è offrire attraverso il caso studio della Casa del Petrarca, sita ad Arqua Petrarca in provincia di Padova, una metodologia ed un modello di analisi delle prestazioni museali in termini di competitività di offerta ed un approccio manageriale strategico volto a limare le criticità e ad attuare dei processi di valorizzazione delle case d'autore attraverso delle logiche di network. I modelli utilizzati per l'analisi dell'offerta sono il Service and Product Model di Kronos per la categorizzazione delle attività e dei servizi offerti al visitatore e la catena del valore di Porter per analizzare la qualità e la competitività dell'offerta museale attraverso la propria capacità di creare valore. I risultati dell'analisi mettono in luce le carenze del museo, che vanno dai servizi di base di accoglienza e di accessibilità alle attività di informazione e promozione, fino alle iniziative educativo-didattiche e di valorizzazione. La Network Analysis ha poi permesso di individuare gli stakeholders più importanti e rilevanti al fine di poter porre le basi ad una modalità organizzativa e gestionale basata su un approccio sistemico di rete, più efficace ai fini della valorizzazione rispetto ad un approccio individualistico, così come capace di creare valore sia per i visitatori sia per gli stakeholders territoriali. Per valorizzare dunque la casa museo emergono come prioritari l'implementazione dei servizi di accessibilità sia in termini di trasporti sia in termini di barriere architettoniche ed il potenziamento dell'accoglienza e dell'informazione sia antecedente sia durante la visita. Fondamentale è anche l'attivazione di partnership e lo sviluppo di un network volto ad introdurre e sperimentare nuove modalità di visita con un tasso di coinvolgimento del visitatore più elevato, svolgere attività di valorizzazione della figura di Petrarca, promuovere iniziative ed eventi nel territorio che coinvolgano la casa museo ed infine creare un itinerario tematico che metta in rete i luoghi del Petrarca nel territorio.